Buongiorno, ben ritrovati con il Focus TG. Vediamo, prima di passare alla cronaca, vediamo i fatti principali di queste ultime ore, in particolare il varo del decreto lavoro, il taglio del cuneo da 45 a 100 euro in più per redditi fino a 35.000 euro, voucher, contratti, domande e risposte sul DL, questo è il titolo del Corriere della Sera. Meloni e l'inedito video al posto della conferenza stampa, le stanze del palazzo, gli stucchi, tutti i simboli. A proposito, vediamo cosa ha detto Giorgia Meloni in questo video di cui si sta parlando molto. Alla festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare. Sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una serie molto articolata di provvedimenti, ma il più importante di questi provvedimenti è relativo al taglio delle tasse sul lavoro. Noi abbiamo liberato un tesoretto di 4 miliardi, lo abbiamo liberato grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, penso ad esempio al super bonus, penso alla questione delle accise, e oggi destiniamo l'intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo contributivo di 4 punti percentuali e questo taglio si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di bilancio. Così oggi e fino alla fine di quest'anno noi abbiamo un taglio del cuneo contributivo di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro e addirittura di 7 punti percentuali per i redditi più bassi fino a 25.000 euro. È una scelta della quale io vado profondamente fiera, aumenti che possono arrivare anche a 100 euro per i lavoratori con i redditi più bassi in un momento nel quale l'inflazione galoppa, il costo della vita aumenta e davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta. E questa era Giorgia Meloni sul decreto lavoro. Andiamo subito alla cronaca perché la notizia del giorno viene dal Cansiglio, dove sono state trovate delle orme di un orso di taglia media, forse più orsi. Ci colleghiamo in diretta con Tiziana Bolognani per gli ultimi aggiornamenti. A te, Tiziana. Buongiorno direttore, io posso darti anche una notizia proprio dell'ultima ora, quindi ieri in Cansiglio, questa mattina a Casera Razzo, in comune di Vigo di Cadore, Polizia Provinciale assieme ai tecnici e agli esperti studiosi dell'Università di Udine che stanno monitorando la fauna selvatica in provincia di Belluno, hanno scoperto altre tracce di orso. Quindi possiamo parlare di un doppio ritrovamento dopo quelle di ieri nella conca dell'Alpago a Casera Palantina che state vedendo alle prime luci di questa mattina. Quindi l'orso è stato come dire individuato, il passaggio perlomeno dell'orso. Si tratta in entrambi i casi, dicono gli esperti, di esemplari maschi giovani espulsi dagli areali di maschi più adulti nel periodo dell'accoppiamento. E questo è il periodo dell'accoppiamento perché è trascorso il letargo e quindi adesso gli orsi si accoppiano. Da diversi anni c'è da dire che la provincia di Belluno, e lo vedete in queste immagini spettacolari che erano state riprese, fermate, immortalate dalle fototrappole della polizia provinciale che stava monitorando per l'appunto la fauna selvatica. Ecco, quel passaggio di orso risale a una decina d'anni fa. L'immagine che invece state vedendo, 14 aprile del 2020, eravamo in pieno lockdown e quello è il campo da basket della colonia di Palus San Marco ad Auronzo di Cadore e poco distante dalla stazione della forestale, e chi scattò quella fotografia assai curiosa ci riferì che l'orso proveniva dalla foresta che si trova fra il Monte Cristallo e le Marmarole. Perché vi dico che da noi
non c'è, come dire, quella psicosi che è scattata probabilmente anche a ragione in Trentino Alto Adige, dove l'orso è stato inserito a seguito dell'accettazione delle province autonome di Trento e di Bolzano di un piano di reinserimento dell'orso in quelle aree, naturalmente come dire, con degli investimenti e uno scambio, ecco, abbastanza consistente, perché da noi la provincia di Belluno, che è un'area di passaggio verso il centro Europa, è un territorio scarsamente antropizzato e quindi l'orso trova un ambiente ideale per il suo transito, probabilmente per l'accoppiamento, ma poi prosegue o verso la Slovenia o torna a casa nei boschi e nelle aree del Trentino Alto Adige. I luoghi di avvistamento sono prossimi, e questo dobbiamo però dirlo, di avvistamento in provincia di Belluno, sono prossimi ai sentieri che sono frequentati durante la stagione da escursionisti. Sono però sentieri costantemente monitorati dalla polizia provinciale, perché quelle sono anche le zone dove vivono moltissimi, numerosi oramai branchi di lupi che vengono monitorati, la loro presenza viene monitorata, e quindi diciamo che questo passaggio, ecco, in questa immagine voi state vedendo un'arnia, mi viene in mente che in Trentino Alto Adige proprio in queste ore si sta facendo grande polemica, perché l'orso naturalmente sta andando a caccia e sta facendo razzia anche di molte arnie di api e c'è, come dire, polemica. In provincia di Belluno fortunatamente la situazione è decisamente sotto controllo, ma soprattutto non c'è quella tensione che si sta riscontrando nelle aree a noi contermini. Questo potrebbe accadere, questi avvistamenti, questi ritrovamenti di orme potrebbero ripetersi anche nei prossimi giorni e probabilmente anche per diverse settimane, fin tanto che diciamo non si concluderà questo periodo che è dedicato all'accoppiamento. Come vi dicevo, la Polizia Provinciale ci ha riferito per il tramite del Presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, che questa sera vi proporremo nei nostri servizi. Che cosa ci ha riferito? Questo è il momento in cui i maschi adulti cacciano i più piccoli per evitare durante le fasi di accoppiamento di avere dei concorrenti. Ecco, passatemi questo termine, e quindi ecco, c'è questo via vai, c'è questo transito avanti e indietro lungo questa area che è di confine da una parte con il Friuli Venezia Giulia e quindi per intenderci Foresta del Cansiglio, l'area del Pordenonese. Mentre per quanto riguarda Casera Razzo siamo verso la Valle Pusteria. Bene. Quindi questa è diciamo l'area che viene individuata e che non è nuova ad avvistamenti e anche alla scoperta di tracce di orso. Bene Tiziana, grazie molte per averci aggiornato su quanto è accaduto, sta accadendo nel Cansiglio. Tanto vediamo dei titoli del Gazzettino, sono notizie di cui parleremo poi con i nostri inviati. Non vogliono andarsene dalla sagra di Trivignano, gruppo di nomadi picchia a sangue gli organizzatori. Qui siamo in provincia di Venezia, treno investe una persona e traffico è bloccato sulla Trieste-Venezia, pare che si tratti di un suicidio. E poi vedremo, anzi direi, vediamolo subito, lo dico a Francesco Ceron in regia con Italo Morau, un uomo nudo in strada a Villorba, ubriaco, si è messo a sfidare le auto. Vediamo il servizio, Francesco. Sì, sono immagini, vediamo le immagini di questa persona che completamente nudo si è messo a gesticolare e a fare
le bizze, eccolo lì, sta cercando di fermare il traffico. Ovviamente siamo in presenza di persone che hanno dei problemi, abbiamo parlato di problemi molto seri provocati da squilibrati o da persone sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sotto l'effetto di alcol. Insomma, questa è una scena che francamente lascia interdetti, a dir poco interdetti. Ha continuato tranquillamente a passeggiare, anche rischiando tra l'altro di finire investito. Questo è accaduto a Villorba. Avevamo parlato di un caso analogo a Verona, un uomo che completamente nudo si aggirava per il centro. Servizi mirati di vigilanza e di controllo del territorio nei comuni di Fara Vicentino, dove c'è stata una sparatoria, ricorderete, Breganze, e in quelli di Colceresa e Lusiana Conco, e quanto disposto dal prefetto di Vicenza a poco più di una settimana dal tragico conflitto a fuoco di Fara Vicentino. Vediamo. Le direttive sono arrivate dal prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, e sono stati impartiti ai vertici delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza. A Fara Vicentino, il comune teatro della tragica sparatoria del 24 aprile, e nei vicini territori di Breganze, Colcerese, Lusiana Conco, saranno potenziati i servizi di vigilanza e controllo e saranno attuati mirati dispositivi interforze. A deciderlo il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, che si è riunito nel municipio di Schio nell'ambito dei comitati itineranti decisi dalla prefettura di Vicenza. Comunità ancora sotto shock, quelle interessate dalla sparatoria. Nel mattino del 24 aprile, Sufiane Bubagura, 28 anni, marocchino in Italia da oltre un decennio, è stato visto correre scalzo per chilometri, imprecando in arabo. Nella zona industriale di Fara, ai confini con Breganze, la situazione è precipitata. Fermato da una pattuglia di carabinieri, l'uomo è riuscito a sottrarre l'arma a un appuntato e poi, all'urlo di Allah Akbar, ha iniziato a sparare, ferendo gravemente Alex Frusti, agente della polizia locale del nord-est vicentino, prima di venire ucciso da un vice brigadiere del radiomobile di Tiene. Sulla ricostruzione esatta di quegli attimi drammatici è al lavoro la procura, che ha indagato 3 persone, tra cui l'agente ferito. Una ferita per un territorio che adesso chiede sicurezza, tanto che i controlli sono stati estesi anche alle comunità che sono state le ultime dimore del giovane marocchino ucciso. Nel corso dell'incontro la prefettura ha anche stabilito controlli specifici contro i furti e lo spaccio di stupefacenti tra i giovani, nonché dispositivi mirati nei luoghi della cosiddetta movida. Servizio di Chiara Gaiani, andiamo subito a Trivignano in diretta, siamo in provincia di Venezia. C'è stata una rissa alla Sagra ieri, picchiati a sangue gli organizzatori, la responsabilità di un gruppo di nomadi. Sentiamo subito Filippo Fois. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo proprio dentro al capannone in cui è cominciato purtroppo il fattaccio. Accanto a noi c'è Claudio Lazzaro, che è vicepresidente della Proco, uno tra gli organizzatori che hanno assistito, loro malgrado sono stati protagonisti di quello che è successo qui questo pomeriggio. Cosa è successo? È successo che degli zingari sono venuti a pranzo a mezzogiorno, festeggiavano un loro compleanno, però questo è durato un po' troppo a lungo, invitandoli a uscire, perché questi continuavano a bere anche troppo e dopo il bere si sa cosa si combina, e niente, non hanno più voluto. A un certo punto sono arrivati altri di loro, dove con questi volevano il bere e il mangiare gratuitamente, dove che l'ho spiegato in una mezz'ora più lunga anche, che non si può, non è rispettoso, tutti che vengono qui dentro mangiano, bevono e pagano, e per loro noi... A quel punto c'è stata una reazione che non avevate previsto? È stata una reazione da parte di questi giovinotti che si sono sentiti un po' offesi, cioè non riuscire ad avere quello che loro volevano, sono partiti. La reazione sua è stata quando noi abbiamo cercato di chiamare la polizia, quando abbiamo visto che questi non si fermavano ma cercavano la rissa, allora ha chiamato la polizia. Da quel punto è partita la rissa. Loro si sono sentiti, non so, in pericolo e sono partiti botte. Poi sono scappati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. E voi in quanti siete finiti al pronto soccorso? In 4, siamo finiti in 4, io, il presidente, un cuoco
e un'altra persona di noi che lavora qua dentro sullo staff nostro. A lei cosa hanno fatto? A me mi hanno rovinato la spalla destra perché mi hanno spinto su con una colonna e la colonna del capannone è durita. È la prima volta che capita una cosa e questa sagra ha 120 anni, tra l'altro presumo che adesso sia difficile anche riprendere l'attività normalmente. Sì, questo sì, perché purtroppo l'ultimo giorno di sagra noi dobbiamo lavorare per smontare anche tutto il capannone che se lo devono venire a prendere, perché entro il 4 noi dobbiamo smontare, ci troviamo in 4 persone un po' malconce e adesso dobbiamo chiamare aiuto per far questo. Però è la prima volta che ne capita una cosa del genere. Sono stati altri anni che questi zingheri però bevevano un po', ma non si è mai arrivati alle mani. Questi qua è un gruppo che probabilmente per conto mio è gente che va in cerca delle risse proprio apposta, perché come si sono comportati, come sono partiti per colpirci era una cosa programmata. Dunque, naturalmente qui a tutta la comunità siamo a Trivignano, che fa parte della municipalità Chirignago-Zelarino, che fa parte del comune di Venezia. È arrivata la solidarietà naturalmente del comune, sono arrivate le forze dell'ordine. Dobbiamo dire anche che tutta la zona qui è videosorvegliata, ci sono delle telecamere in funzione, per cui ci sarà modo per quello che riguarda le forze dell'ordine di osservare e capire bene cosa è successo e chi è che ha fatto che cosa. Io per ora ringrazio per la sua gentilezza e disponibilità Claudio Lazzaro, gli auguro naturalmente una buona guarigione, direi che da Trivignano per ora è tutto. Grazie molto al nostro inviato Filippo Fois. Andiamo a Trieste per un altro caso di assurda violenza che ha portato alla morte di 2 agenti di PS. Ricorderete, un uomo aveva sparato a 2 agenti di pubblica sicurezza all'interno della questura mentre si dava alla fuga. C'è stato il processo, una prima sentenza, adesso nuovamente un tribunale ha deciso che non è condannabile perché malato di mente. Sentiamo la reazione dopo questa sentenza. Speriamo nella Cassazione, però oggi credo che si possa dire tranquillamente che è la terza volta che sono stati fatti martiri. La giustizia è altra cosa e questa sentenza non la rispetta. Sono i commenti successivi all'udienza tenutasi ieri in Corte d'Appello. Ancora una volta i sindacati di polizia commentano con amarezza, ma senza rassegnazione, la sentenza di assoluzione che conferma la pronuncia arrivata in primo grado. Alejandro Augusto Stefan Meran ha ucciso gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Del Menego in quel tragico 4 ottobre 2019, ma il dominicano è stato assolto per vizio totale di mente. Ancora una volta questa sentenza invoca a una riflessione su quello che è il sistema sicurezza e il sistema giustizia di questo paese, quindi andrà sicuramente rivisto. Poliziotti e sindacalisti erano presenti anche fuori dal tribunale in solidarietà alle famiglie degli agenti uccisi. Noi eravamo in presidio per manifestare la nostra solidarietà ai parenti delle vittime e come giusto che sia era chiaro che ci aspettavamo qualcosa di più che non è arrivata e qui secondo noi c'è da fare un pensiero, soffermarci un attimino sulla questione della giurisprudenza italiana e della giustizia che deve essere sicuramente modificata perché non si può pensare di poter ottenere queste risposte dalla giustizia, secondo noi non sono giuste. Adesso si andrà in Cassazione, per quanto ho potuto capire dai nostri avvocati della difesa e adesso vedremo un attimino cosa succederà. Siamo sempre speranzosi che si possa avere giustizia finalmente per questi 2 ragazzi che non ci sono più. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione triestina con Tele4. Ci sono stati vandalismi e siamo tornati in Veneto alle scuole medie di Paderno di Ponzano con il comune costretto a ricorrere alla vigilanza armata di notte all'installazione di nuovi allarmi e telecamere. È davvero una sequenza impressionante di atti di vandalismo nelle scuole. L'altro giorno, ricorderete, a Casier di Dosson avevamo dato conto di vandalismi all'interno di un edificio sede di varie associazioni. Vediamo cosa è successo a Paderno di Ponzano. Noi adesso abbiamo ogni notte una vigilanza armata
che continuerà per tutto il periodo necessario affinché verrà posizionato un sistema di allarme, di anti-intrusione direttamente sui cortili in maniera che nessuno si possa nemmeno avvicinare all'istituto. Vigilanza armata per sorvegliare di notte la scuola media di Ponzano Veneto, edificio nuovissimo costruito di recente a Paderno dopo la demolizione della precedente sede, ora oggetto di un secondo stralcio di ampliamento, preso di mira nelle ultime 3 settimane da giovani vandali che sporcano, rompono e imbrattano i locali. Il primo blitz la notte del venerdì santo, con tanto di lancio di frutta in sala insegnanti, la replica il 23 aprile con i carabinieri che li hanno mancati per un soffio. E probabilmente questi il giorno successivo hanno deciso di sfidare non solo il comune, non solo la società e le comunità, ma le stesse forze dell'ordine, e hanno in questo caso abbattuto un altro serramento. Sfondando il serramento sono entrati e il tempo di reazione tra allarme e arrivo delle forze dell'ordine è bastato per rubare 2 PC portatili e per scrivere questa volta delle scritte ingiuriose sulle pareti nei confronti delle forze dell'ordine. Facciate e aule sono state subito ripulite con costi che ricadono, come pure la vigilanza privata sull'intera collettività. Nel frattempo proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine e il comune si sta attrezzando attraverso delle risorse che si è da poco aggiudicato tramite un bando per installare all'esterno della scuola delle telecamere. Non si vorrebbe arrivare a tanto. E non si vuole arrivare tanto, no, uno perché costa, perché sono soldi che tiriamo fuori per niente, e sapere che ci sono invece dei ragazzi che probabilmente hanno anche frequentato questo istituto, che non la pensano così e che vogliono anche prendere in giro la stessa comunità è molto offensivo. Mi chiedo dove siano queste famiglie, perché per 2 volte gli interventi sono accaduti tra mezzanotte e mezza e l'1 di notte, e io come genitore mi porrei la domanda: dov'è mio figlio a quest'ora? Sospettato di violenza su un minore, uno spacciatore tunisino è stato arrestato per droga dalla squadra mobile, e anche qui siamo di nuovo sotto, diciamo, nel capitolo delle violenze anche brutali come quella che è capitata nella stazione centrale di Milano pochi giorni fa. Vediamo il servizio di Valentina Visentin da Padova. Su di lui pesava l'accusa di aver abusato di una minorenne a cui avrebbe anche ceduto delle dosi di cocaina. Un 52enne tunisino indagato dalla procura perché sospettato di violenza sessuale su una 14enne è stato arrestato durante un'operazione della squadra mobile della questura di Padova. I poliziotti incaricati dalla procura di perquisire l'abitazione dello straniero nell'ambito dell'indagine sulla violenza alla minorenne hanno ritrovato nell'appartamento del 52enne 12 involucri contenente sostanza stupefacente. Immediato è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio, ma gli agenti hanno sequestrato al tunisino anche uno smartphone e un tablet, fondamentali per trovare delle prove che confermino la cessione della droga alla 14enne. Durante i controlli antidroga nelle scorse ore è stato arrestato anche un altro tunisino di 28 anni notato in via Fambri mentre si nascondeva nel cortile di un condominio e cercava di recuperare un involucro con 9 dosi di eroina e cocaina. Lo straniero è stato portato in questura e poi accompagnato al centro di espulsione di Gradisca di Sonzo. E veniamo al tragico schianto sul Montello in cui hanno perso la vita un 31enne di Breda, Antonio Cerruti, e la fidanzata di 24 anni di Montebelluna, Nicola Rebecca Bellusci, entrambi appassionati di moto. Proprio 2 giorni prima dello schianto avevano messo in vendita la loro Ducati, in sella alla quale poi sono usciti di strada. L'avevano messa in vendita sul web 2 giorni prima dell'incidente che è costato loro la vita, Antonio e Nicole, la moto Ducati con cui sono usciti di strada sul Montello a Volpago all'altezza di una semicurva, schiantandosi contro un palo della Telecom e facendo piombare nel dolore più atroce le loro famiglie che si sono incrociate poi all'obitorio, straziate e incredule. A Breda di Piave, proprio di fronte al municipio, abitava Antonio Cerutti, 31 anni, unico figlio di Luana e Mario. Il papà ha uno studio dentistico a Silea. Un lento via vai, zii, nonni, vicini nella casa di via Trento e Trieste, dove Antonio, progettista e tecnico commerciale alla Comas di Paese e grande appassionato delle 2 ruote, teneva le sue moto e sistemava anche quelle degli amici, come ci ha spiegato la mamma. Era andato a pranzo fuori, sono andati a Piedavina a mangiare. Loro 2 o con amici? No, loro due. Dove avremmo dovuto andare anche noi, mi abbiamo detto no, ma andate voi, ci vediamo a cena stasera, quindi... E tornando poi, e ha detto ritorno presto perché ho da fare in garage con le moto, dopo sto sistemando un'altra moto e alle 5 non lo vedo arrivare.
Poi la notizia che non si vorrebbe mai ricevere, che spalanca il dolore più grande. Il sindaco Cristiano Mosole ha voluto far visita alla famiglia per portare le condoglianze di tutta la cittadinanza. La famiglia è devastata, non si capacitano di quello che è successo, adesso ci vorrà tempo. Io ho chiesto, naturalmente abbiamo portato le condoglianze a loro e ho chiesto quando si sentiranno poi chiaramente con i genitori di Nicole di fare le condoglianze anche a loro, perché anche loro sono naturalmente distrutti per quello che è successo. L'ex sindaco Alfonso Beninato è stato invece il maestro elementare di Antonio e lo ricorda con dolore e affetto. Gli alunni rimangono nel nostro cuore come insegnanti, insomma, e lo ricordo proprio come un ragazzo bravo, simpatico, aveva un'ironia molto sottile, lo ricordo come se fosse ieri, insomma, è proprio a ciel sereno, insomma, questa notizia qui. E mi dispiace proprio tantissimo, insomma, perché parte qualcosa di me, insomma, e questo lo porto nel mio cuore, non posso che dire questo, insomma, lo ricordo proprio con molto affetto. Stavano assieme da settembre, Antonio e Nicole, Rebecca Bellusci, 24 anni appena, e ora la foto dei loro caschi vicini lo scorso febbraio e l'immagine dello stesso casco a terra dopo l'incidente tolgono il fiato. Nicole viveva in via Caberlotto a Montebelluna insieme a papà Pasquale, che lavora al bioparco, mamma Monia, la sorella e la nonna. Dipendente del negozio di ricambi Beps, anche lei era una grande appassionata di moto, se n'era comprata una da pochissimo e stava facendo la patente. Ho chiamato papà Pasquale, che conosco, un volontario del bioparco, proprio per esprimere le più profonde condoglianze, non solo da parte mia ma anche da parte di tutta la città di Montebelluna. Ovviamente un pensiero va ai parenti e agli amici sia di Nicole che di Antonio. È vero, tragedie che lasciano sconcertati, sgomenti, perché continuiamo a dare notizie di centauri che muoiono uscendo di strada o finendo contro alberi o contro pali. E ci sono messe ovviamente poi per ricordare questi lutti, e il parroco di Cessalto, Don Mauro Gazzelli, dice che non devono isolare ma unire le famiglie per superare un dolore incancellabile. La mia domanda è come trasmettere ad esempio il valore della prudenza, perché se non siamo umili e non acquisiamo queste virtù umane principali, è un cimitero, cioè sarà una strage. La sicurezza sulle strade del proprio territorio, la sicurezza lungo l'autostrada A4 che proprio tra Cessalto e San Stino di Livenza ha il suo tratto ormai tristemente famoso, il tratto cosiddetto maledetto. Don Mauro Gazzelli, arciprete delle 3 parrocchie di Cessalto, è in prima linea per cercare di far cessare la lunga serie di lutti in strada, ma anche nello stare accanto alle famiglie che hanno perso un loro caro. Io ho perso quasi 50 ragazzi della mia parrocchia e quindi spiritualmente mi rendo conto come queste famiglie, questi genitori, come sono segnati e direi anche troppo poco ricordiamo le vittime, cioè quelli che rimangono e si portano a vita poi delle disabilità, delle sofferenze nel corpo o anche nello spirito, perché hanno visto il proprio amico morire sulla strada. Quindi è una sofferenza che continua nel tempo. Ecco. Genitori, fratelli, amici, il dolore non deve isolare, dice Don Mauro, ma unire, e lui di questo moto spontaneo si è fatto portavoce e guida spirituale. Quella gente rimane isolata. L'importante è nessuno può restituire un figlio. Almeno fare gruppo, fare rete e non lasciarle da sole. Sono nate anche delle associazioni in questo senso e anche noi fare prevenzione nelle scuole, però ripeto, non dimenticare il dolore e non lasciare che le persone si isolino nel loro dolore, perché sono tragedie che rimaniamo tutti senza fiato, direi, non solo senza parole, senza respiro. Anche a distanza di decenni, racconta il sacerdote, quel dolore rimane vivido e incancellabile e a ogni nuovo lutto ritorna prepotentemente a bussare. Da qui il modo semplice e significativo con cui la Chiesa sta vicino a queste famiglie che ogni volta rivivono il loro dramma. Si risvegliano tantissimi genitori, anche anziani, che hanno perso il figlio 40 anni fa, e da lì tutti questi genitori che si fanno vicine a queste famiglie e pregano e mi dicono anch'io ricordo perché so cosa vuol dire, mi ha impressionato perché mi sono accorto che c'erano troppe famiglie che io non conoscevo che sapevano cosa voleva dire queste notizie che ti suona alla porta i carabinieri e ti danno la notizia. Quindi da lì
ho realizzato questa grotta di Lourdes e l'urna, dove ogni anno facciamo memoria di questi nomi. Speriamo di non aprirla più. Un anno fa abbiamo inserito il nome di Samantha, quindi ogni tanto, ahimè, quasi ogni anno io devo aprirla, sta urna. Così, spero di non aprirla ancora. E mi sono accorto, quello che dicevo prima, di non lasciare sole le famiglie, e quindi vedo come c'è un tessuto anche silenzioso di famiglie composte vicine a chi soffre. Sono tantissime le associazioni che riuniscono i familiari delle vittime della strada, che fanno un grande lavoro anche sul piano legislativo, e grazie a loro che si è arrivati all'omicidio stradale, ma purtroppo non basta, perché il numero dei morti continua ad aumentare. Adesso vediamo il dramma di Bebe Vio, una grande campionessa, una nostra cara amica, a cui è stata rubata una borsa in cui c'era il suo computer con la tesi di laurea. Ha detto ai ladri: tenetevi tutto, la borsa, i soldi, ma ridatemi la chiavetta con la mia tesi, perché devo laurearmi nei prossimi giorni. Vediamo. Per favore, vi chiedo per favore, dentro la borsa c'era il mio computer con la mia tesi scritta, finita, e io devo consegnare la tesi e iniziarla ora è impossibile. La borsa con il computer, con i file della tesi di laurea appena completata, rubata alla campionessa di scherma di Mogliano Veneto Bebe Vio. È stata la stessa atleta paralimpica, in un video postato su Instagram, a renderlo noto nel tentativo di recuperare il prezioso materiale rubato. Questa è la faccia disperata di una persona a cui hanno rubato la borsa l'altro giorno. E tra l'altro grazie a tutti, perché ero appena tornata al funerale di nonno, quindi è stato molto piacevole finire la giornata con il furto della borsa. Nella borsa effetti personali, gli occhiali da vista senza i quali dice da 2 giorni vede ben poco e gli occhi si sono gonfiati per quello, l'ultimo saluto all'amato nonno Giorgio e il furto della borsa al ristorante. Bebe non si dimostra, malgrado questo, arrabbiata, solo molto preoccupata. Sfodera anche in questa occasione il suo proverbiale sorriso e si rivolge direttamente al ladro. Neppure lo rimprovera: tieniti tutto, gli dice, ma fammi riavere la mia tesi. Dentro il computer c'è un file che si chiama JCU. Adesso vi scrivo tutto. Se tu sei il ladro e stai guardando questa cosa qua, ti prego, mi puoi fare un Dropbox, una qualsiasi cosa, un WeTransfer, con quella cartella con scritto JCU, che dentro ci sono gli appunti, la tesi e tutto quanto? Tieniti tutto, ti prego, ma per favore ridammi gli appunti e ridammi la tesi, perché sono in crisi nera e io mi devo laureare tra poco, quindi io non voglio potermi non laureare, ti prego. Nonostante tutto, conclude nel suo messaggio all'autore del furto: te ne sarei immensamente grata. Grande Bebe Vio, anche in questi casi non perde la sua calma, la sua disinvoltura. Davvero a chiunque di noi capiterebbe di imprecare contro i ladri, lei chiede per cortesia che gli ridiano il computer. Speriamo che i ladri raccolgano l'appello. E chissà che la questione del PNRR non finisca bene, perché ci sono tanti problemi e soprattutto le risorse sono a rischio. Conte, il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI del Veneto, e anche il sindaco di Conegliano e Chies dicono: se il PNRR è a rischio è colpa del Sud. Vediamo. Hanno fatto degli sforzi enormi per riuscire a stare al passo con i tempi, con le previsioni e le indicazioni date proprio dall'Unione Europea per rispettare il cronoprogramma del PNRR, e devo dire orgogliosamente che Treviso è perfettamente con i tempi indicati. Devo dire che però, come purtroppo temevamo, non tutte le regioni d'Italia sono nella medesima situazione, e quindi dovesse saltare per carenza di progettualità e ritardi nelle tempistiche da parte di altre regioni d'Italia, rischiamo di perdere tutti. Questa sarebbe una cosa davvero grave. Gli ostacoli alla famigerata messa a terra del PNRR hanno nomi e cognomi e svelano ancora una volta un'Italia a 2 se non più velocità, nord da una parte, sud dall'altra. Questa è la fotografia scattata 15 giorni dal voto dal sindaco di Treviso Mario Conte, anche nelle vesti di presidente dell'ANCI regionale. Sulla falsariga Fabio Chies, primo cittadino forzista di Conegliano: se per il capoluogo la partita vale oltre 100 milioni di euro, per la città del Cima supera i 50. Ci sono comuni come Conegliano
Spreziano, che è passata da 6 milioni di euro di investimento a 50 milioni nel 2022, ma abbiamo tutte le risorse e le capacità per metterla a terra, siamo perfettamente in linea con le date che ci sono indicate dal PNRR. Dispiace che altre parti d'Italia non siano allo stesso punto e non vorremmo a causa di questo rischiare di perdere dei fondi indispensabili per l'aggiornamento del nostro Paese. Il fronte politico è incandescente. Pochi giorni fa, proprio a Treviso, il leader 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva invece denunciato l'incapacità dell'esecutivo Meloni a gestire il piano nazionale di ripresa e resilienza. In ogni caso, una soluzione ci sarebbe: rimettere in pista per nuove progettualità le amministrazioni virtuose del Nord. Ma noi le abbiamo detto più volte di guardare con attenzione al Nord Italia, perché qui abbiamo tutte le competenze e le capacità per rispettare i tempi del PNRR e per rispettare gli impegni presi, come abbiamo sempre dimostrato di fare negli anni. Ricordo che mesi fa dicevamo proprio che ci mettavamo a disposizione perché il timore era quello di non riuscire a investire i fondi del PNRR, e Treviso insieme ai comuni veneti si era resa a disposizione perché abbiamo la maggiore percentuale di capacità di investimento, e quindi se c'è il timore di non investirli devi affidarti a quei comuni che hanno dimostrato maggiore capacità. Così non è stato e oggi tutto il tema del PNRR è un po' a rischio, ma sono anche convinto che ci sono i tempi e i margini per recuperare la situazione. Sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. Andiamo subito in diretta a Spresiano da Francesca Bozza, perché a proposito di vandalismo, atti di teppismo, c'è anche chi rimuove i tombini. Siamo arrivati a questo. A te la linea, Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo con il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, un sindaco particolarmente arrabbiato per quanto è accaduto nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio. Qualcuno ha pensato bene di spostare le griglie che ricoprono i tombini. Il sindaco non vuole sentir parlare di bravata pensando a quello che poteva succedere. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno a tutti. Sì, le bravate sono altre. Questa azione avrebbe potuto portare a delle conseguenze ben più gravi, anzi a delle conseguenze, perché in realtà fortunatamente è andato tutto quanto bene, ma sì, non so che gusto ci si trovi a togliere i chiusini e le griglie dai pozzetti e a sparpagliarle per il paese. Una decina, quelle tolte, tra l'altro in una zona anche che può essere trafficata perché è un parcheggio. Sì, in realtà è un parcheggio pubblico, e una decina più o meno. Ieri mattina la cosa è stata segnalata a Matteo, che è un dipendente del comune di Spresiano, che prontamente è intervenuto e che ringrazio anche per queste vie, perché era il 1 maggio anche per lui, e si è munito di cassette, quelle della frutta, per andare a segnalare i chiusini aperti, e è andato alla ricerca delle coperture e le ha riposizionate, per cui è andato tutto bene grazie all'intervento di Matteo e grazie anche ai cittadini solerti che hanno segnalato la cosa. Adesso tra l'altro io oggi avrei voluto denunciare, ma non posso denunciare perché non c'è nessun reato che si vada a configurare. Di fatto nel nostro regolamento di polizia urbana c'è una fattispecie che riguarda lo spostamento dei chiusini dei tombini e che praticamente commina una sanzione amministrativa, ecco, a chi compie questa cosa, per cui noi ci siamo limitati a segnalare ai carabinieri la cosa, in modo tale che comunque adesso tutti si sono messi all'opera e stanno visionando le telecamere di sicurezza della zona, però ecco, non si può fare una denuncia perché di fatto un reato non c'è. Si sarebbe potuta fare se qualcuno si fosse fatto male, ma forse allora lì la denuncia l'avrei presa prima io come comune. Sì. Però fortunatamente nessuno si è fatto male. Tra l'altro sono arrivate delle segnalazioni anche questa mattina di un'auto sospetta, sindaco. Sì, alcuni cittadini mi hanno segnalato che si erano recati al lavoro presto nella notte, anzi la mattina del 1 maggio, e avevano visto delle 6 persone, mi hanno detto 5-6 persone, uno con una macchina, e hanno identificato la macchina, nel senso che mi hanno detto un paio di modelli, per cui magari ecco, visionando le telecamere staremo attenti a questi modelli. Se dovessero essere identificati e vorrebbe incontrarli ed eventualmente cosa direbbe loro, sindaco? Direi che, allora, siccome molto probabilmente si tratta appunto di ragazzi che erano fuori a divertirsi da qualche parte,
direi che piuttosto che spostare i chiusini o fare questo tipo di attività è meglio fare all'amore. Quindi se volete passare una fine serata e una mattinata in allegria, andate a fare all'amore, non spostate i chiusini di Spresiano. Grazie. Perché bisogna sempre pensare alle conseguenze. Purtroppo però sempre più spesso, Sindaco, abbiamo notizie, le riportiamo noi, di episodi più o meno vandalici, scuole che vengono distrutte. Abbiamo fatto a Casale sul Sile a Casiera pochi giorni fa, in un centro dove c'erano varie associazioni, hanno combinato un po' di tutto, distruggendo strumenti, porte eccetera. Adesso questo, ma perché? Che cosa succede? Allora, sicuramente il disagio giovanile è un argomento estremamente attuale. Io non tendo a dare sempre colpa alle famiglie, come invece avviene nella maggior parte dei casi, perché, ahimè, vista anche la situazione contingente, molto spesso i genitori sono occupati a sbarcare il lunario, perché c'è da dire anche questo. Quindi mi rendo conto che magari i ragazzi siano lasciati un po' soli, però è sempre una minoranza, quindi non è che stiamo parlando della totalità. Io vedo dei ragazzi meravigliosi in giro che mi danno tante di quelle soddisfazioni che a metà basta, e purtroppo c'è sempre stata attenzione, non è che solo che adesso si tende sempre a fare qualcosa in più, vuoi perché magari sai c'è il social, allora devo farmi vedere dal social che faccio la cosa, vuoi che non lo so, c'è questa voglia di primeggiare su queste che sono, userei un termine un po' più volgare, ma sono delle pagliacciate, cioè cosa ve ne viene in tasca dal togliere le chiuse dei pozzetti? Mi pare una cosa talmente stupida. Poi vuoi distruggere qualcosa, vuoi fare qualcosa, fallo a casa tua, distruggi i mobili di casa, così vediamo poi i tuoi cosa ti dicono, togliti i pozzetti di casa, non lo so. E soprattutto, ci diceva prima, pensare sempre a quelle che possono essere le conseguenze, perché pensiamo se fosse sceso un bambino da una macchina cosa poteva succedere. Questa è la situazione, direttore, oggi qui a Spresiano il sindaco insomma arrabbiato, e adesso il lavoro sarà nelle mani delle forze dell'ordine per cercare di identificare queste persone e capire anche il perché di questo gesto che appare così tanto assurdo. Grazie Francesca, grazie molte. Come dare torto al sindaco della Pietra, che ringraziamo e che avremo presto ospite a Focus la sera. Vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto. Treviso, lezioni di primo soccorso a bimbi e adolescenti, così possono salvare la vita ai nonni. Dal 7 maggio la palestra Mantegna il corso voluto dall'ULSS 2, i bambini passano più tempo con gli anziani soggetti a maggiore rischio e quindi è giusto educarli in tal senso. Poi una vicenda che seguiremo, i fratelli candidati in schieramenti opposti, in famiglia lasciata libertà di scelta. I fratelli Rudy e Stefano Burei si presentano alle prossime amministrative a Villafranca nel Veronese in 2 liste concorrenti. Abbiamo idee diverse ma siamo uniti. E poi sempre dal Corriere del Veneto, scuola, il caro trasporti cambia le gite in bici, in treno e solo in Italia, e si fanno anche le collette. Andiamo vicino a Rovigo, ma siamo a Barbona, nel Padovano. C'è un'area equivalente di 45 campi di calcio, di pallone, che probabilmente sarà occupata da pannelli fotovoltaici. Vediamo il servizio della nostra redazione padovana. Barbona, con poco meno di 600 abitanti, è il comune più piccolo della provincia di Padova. La superficie comunale totale di 8 km lo colloca al terzultimo posto per estensione tra i 102 comuni padovani. Il paese al confine con la provincia di Rovigo è per la gran parte coperto da campagne e proprio per questo sembra far gola alle grandi società che si occupano di fotovoltaico, per creare un grande parco dove posizionare pannelli riflettenti. Il progetto, che dovrebbe riguardare il piccolo comune della Bassa Padovana, parla di 32 ettari, per intenderci 45 campi da calcio, 7.000 metri quadri di terreno dove dovrebbero essere posizionati 27.000 pannelli fotovoltaici. Si tratta di un'area privata dove al momento c'è un frutteto biologico a ridosso di una barchessa del 600 tutelata dalla soprintendenza. Il comune di Barbona è stato informato del progetto e invitato a partecipare ad una videoconferenza del Comitato Tecnico Regionale della Valutazione di Impatto Ambientale che si terrà domani. Il sindaco Francesco Peotta è cauto prima di mostrare preoccupazione. Prima di vedere facciamo fatica a esprimere e a fare qualsiasi commento.
Rimandiamo qualsiasi valutazione a una nostra presa d'atto della situazione e quindi poi valuteremo di fare tutto quello che è necessario nella tutela del territorio e dei cittadini. Servizio di Valentina Visentini. A proposito di fonti rinnovabili di fotovoltaico, la provincia di Treviso ha lanciato un nuovo bando per le piccole imprese, 800.000 euro per installare questi pannelli sul tetto dell'azienda. L'incentivo promuove la dismissione dei tetti in amianto e la creazione di comunità energetiche. Le domande potranno essere presentate a partire da oggi. Vediamo. Energie rinnovabili e tutela dell'ambiente. La provincia di Treviso mette a disposizione 800.000 euro di contributi a fondo perduto dedicati alle piccole e medie imprese del territorio per dismettere le coperture in amianto, installare impianti fotovoltaici e agevolare la creazione di comunità energetiche. Un bando molto semplice a punteggi ed è proprio destinato a quelle attività che in genere non sono sostenute da bandi di altro tipo. Sono aziende che in genere sono escluse dai grossi bandi nazionali, ma anche quelli regionali, presumo, e hanno, quindi è proprio un inizio, è un tentativo di avvicinare quel tipo di impresa al green, alle energie rinnovabili. Il nuovo incentivo della provincia di Treviso per l'installazione di impianti fotovoltaici è rivolto dunque a micro, piccole e medie imprese che potranno inviare richiesta di contributo a partire da martedì 2 maggio. Il valore dell'incentivo può arrivare fino al 40% della spesa sostenuta per realizzare l'intervento, calcolato in modo proporzionale alla dimensione dell'impresa e ad alcune premialità. Naturalmente il bando risponde a una percentuale che dà dal 20 al 40% del totale di una spesa, deve essere solamente autoconsumo, quindi non c'è il business, e deve essere solo su tetto per non avere il problema del consumo del suolo. In particolare, se sono tetti in cemento amianto, si hanno dei punteggi aggiuntivi se si partecipa a comunità energetiche. Il nuovo bando si inserisce nell'ambito del piano di investimenti da oltre 104 miliardi di euro che la provincia sta impegnando nel settore del risparmio energetico e delle tecnologie green. La provincia non è un ente ricco e questi sono sforzi notevoli, ma è proprio finalizzato a voler creare una mentalità. Poi sarà chi si avvicina che decide se ampliare il suo fotovoltaico e non farlo solo per autoconsumo. Saranno poi scelte successive che le persone fanno. L'importante è che ci sia uno stimolo. Andiamo a Padova, dove c'è una polemica che continua attorno al ponte di Borgomagno. È stata indetta una raccolta di firme per chiuderlo. Questa è una parte dei cittadini, altri sono favorevoli invece a tenerlo aperto. Vediamo. Sì, grazie, siamo a Padova, siamo nuovamente all'Arcella. Sabato scorso vi abbiamo raccontato della raccolta firme che alcuni commercianti insieme al gruppo consigliare della Lega hanno avviato per chiedere la riapertura del lato est del cavalcavia Borgomagno, quello che dalla città porta verso l'Arcella, al quartiere a nord della città. Oggi siamo con Giorgio Bonomi, che è un commerciante che ha il suo negozio lungo via Aspetti, e anche lui ha fatto partire, insieme ad altri commercianti, una raccolta firme, questa volta però per chiedere che il cavalcavia resti così, chiuso, almeno il lato che da Padova porta all'Arcella. Perché questa scelta? La scelta è legata al tipo di sviluppo che vogliamo dare a questa città. Allora è il momento di dare un segnale, il segnale che non bisogna sempre spostarsi necessariamente in macchina in città. Io ho tanti clienti che vengono in negozio a piedi, che vengono in bicicletta, che vengono con il tram e sinceramente devo dire che da questa chiusura in questo periodo io non ho riscontrato una diminuzione dei clienti, ma anzi assolutamente sono anche aumentati perché riescono a muoversi più facilmente. Dipende sicuramente dal tipo di clienti che abbiamo in negozio, però io penso che il futuro non sia certo andare in macchina ovunque, ma sia quello di pensare ad altri modi di muoversi, ad una mobilità più leggera e più sostenibile. Ecco, Giorgio mi ha rubato la domanda che volevo fare, infatti volevo chiedere come è andata in questi mesi in cui il cavalcavia
era chiuso, una sorta di sperimentazione. Avete avuto un calo delle vendite, anche gli altri commercianti cosa vi raccontano? Dunque noi, questo negozio e gli altri commercianti che sono qui intorno nella zona del Primo Borgomagno, devo dire che anche dalle testimonianze degli altri non abbiamo avuto un calo di vendite, abbiamo avuto le solite persone che vengono in negozio e anche un aumento di persone che riuscivano a muoversi più facilmente, no? Che scoprono anche un modo diverso di spostarsi in città, quindi da questo punto di vista non abbiamo avuto un calo. C'è anche la questione ambientale del dire nonostante siamo commercianti sicuramente dipendiamo dal nostro lavoro, vedere un quartiere che è più vivibile, nel quale non abbiamo delle macchine incolonnate continuamente su via Aspetti come succedeva fino a poco tempo fa, è sicuramente un vivere meglio e anche qualcosa che può fare bene alle nostre attività. In quanti siete ad aver lanciato questa petizione e che obiettivi vi state ponendo? Per il momento siamo 5-6 negozi, tutti della zona qua del Borgomagno. Ci poniamo come obiettivo quello di raggiungere un numero di firme che possa poi dopo far sentire, soprattutto che c'è anche un'opposizione da parte dei commercianti, degli abitanti dell'Arcella, a chi vede un unico modello di sviluppo che è quello di tenere sempre tutto uguale a come è stato fino ad ora, quindi con le macchine ovunque. Daremo poi dopo, una volta raccolte le firme, la nostra testimonianza a chi deve prendere le decisioni e dopo speriamo che si possa fare qualcosa per avere un quartiere più sostenibile, più verde come lo è in questo momento. Ecco, dall'Arcella è tutto, questo è un tema di cui sicuramente continueremo a parlare perché ha acceso un dibattito molto forte in tutta la città, non solo nel quartiere a nord di Padova. Grazie Francesco. Francesco Rattai della nostra redazione padovana. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo subito con in regia Francesco Cerone e Italo Morao. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, ieri una strana festa del lavoro perché il lavoro non manca in questo periodo ma mancano i lavoratori perché le imprese non trovano il personale. Sentiamo cosa hanno detto comunque sul 1° maggio il lavoro, i sindaci del Vicentino, sosteniamo le politiche a favore delle famiglie. Stipendi non allineati rispetto agli aumenti del costo della vita ai servizi per le famiglie. I sindaci del Vicentino tracciano una panoramica del territorio e delle problematiche dei nuclei familiari legate al tema lavoro. Gli stipendi che fondamentalmente stanno, proporzionalmente calando, no? E questo è un problema per le famiglie e per famiglie giovani specialmente, cioè ci sono lavori che sono pagati pochissimo e c'è offerta di lavoro, però c'è questo problema, cioè il problema della definizione di un salario. Ecco. Poi per quanto riguarda il lavoro c'è chi dice che parla molto di riduzione dell'età pensionabile, non esiste che si riduca. Purtroppo, cioè bisogna essere onesti con le persone, bisogna che le persone rimangano al lavoro un po' di più, o comunque che rimangano al lavoro secondo quello che è previsto dalla famigerata, no? Per certi la legge Fornero, ma la legge Fornero ha definito un sistema che sta in equilibrio. Lavoro che cambia, richiesta che spesso non collima con l'offerta. Mancano all'appello, ad esempio, professionalità specializzate come saldatori, autisti, operatori di macchine a controllo numerico. Dopo il periodo critico che ha visto molte aziende anche del territorio in sofferenza per l'aumento spropositato dei costi sulle utenze energetiche, la produzione è ritornata sicuramente ai livelli pre-crisi. Quello che manca, come in tutti i territori del Veneto e anche del nord Italia, è la risorsa umana, specialmente quella manodopera qualificata e tecnica che ormai sembra diventata cosa rara ed introvabile. Le azioni messe in campo dagli amministratori sono rivolte soprattutto a sostenere politiche di welfare aziendale. Un'azione diretta che è quella di cercare con la nostra Fondazione Polo dell'Infanzia, cercare di incentivare per il welfare aziendale
che le aziende diano la possibilità alle madri che sono le lavoratrici la possibilità di fare convenzioni con il nostro polo dell'infanzia in modo da agevolare loro e soprattutto dare servizi essenziali e molto importanti per l'infanzia. In termini locali noi stiamo intervenendo sull'asilo nido, noi, con il PNRR abbiamo portato a casa un grosso contributo e stiamo intervenendo sull'offerta di servizi come facciamo comunque di solito anche normalmente con le provvidenze normali per le famiglie che abbiano qualche difficoltà. E questo era il sindaco di Torri di Quartesolo, Diego Marchioro, poi avete visto altri colleghi. Il lavoro e il diritto alla salute al centro ieri delle riflessioni di CGIL, CISL e UIL nel giorno appunto della festa del lavoro. Vediamo. 1 maggio 2023, festa dei lavoratori. CGIL, CISL e UIL hanno deciso di rendere omaggio alla Carta Costituzionale in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore e a Treviso i sindacati hanno deciso di declinare il tema sul territorio puntando sul lavoro e sulla salute. All'insegna del 75esimo della Costituzione, che è il tema nazionale che hanno lanciato CGIL, CISL e UIL, per noi nel territorio quel tema si traduce con il diritto alla sanità e il diritto al lavoro. Davanti all'ospedale di Treviso, come 2 anni fa era dopo il Covid, quest'anno c'è un'emergenza sanitaria che deve essere messa al centro di tutte le agende delle istituzioni, del lavoro, dell'occupazione e del sociosanitario. Il lavoro, primo principio fondamentale della Repubblica Italiana, un diritto personale ed un dovere sociale. A Treviso i sindacati hanno voluto porre al centro la salute ed il sistema sanitario. All'insegna del tema del lavoro, ovviamente, della salute, il tema che credo sia una questione di emergenza da affrontare. Nel 2021 lo abbiamo fatto per celebrare, il lavoro di chi veniva chiamato angeli del nostro territorio, perché si erano messi a disposizione per farci superare la situazione di difficoltà dovuta alla pandemia. Oggi quegli angeli sono in qualche maniera sfruttati più e in maniera anche difficile con una situazione difficile da superare. Pertanto pensiamo che il tema della salute sia una delle questioni da mettere all'ordine del giorno e da poter affrontare e che debba avere delle risposte concrete e immediate. Lavoro del personale sanitario e assistenza ai cittadini sono i 2 temi che si intrecciano e sui quali i sindacati vogliono porre l'attenzione nel giorno del 1 maggio. Per quanto riguarda la questione della sanità, il problema delle visite specialistiche, il problema dell'assistenza, il problema della mancata esistenza di un supporto alle persone anche sul territorio. Noi abbiamo ravvisato una serie di percorsi che abbiamo costruito anche con la ASL, una serie di percorsi, dicevo, che oggi non ci hanno portato a risposte soddisfacenti. Noi abbiamo visite specialistiche che oggi non vengono evase, abbiamo un problema di lavoro all'interno delle strutture ASL, abbiamo un problema di contratti, abbiamo un problema di necessità di incrementare il personale che oggi in realtà su questa provincia non c'è, in questo comune oggi non abbiamo delle risposte non solo dalla regione, qua lo devo dire purtroppo, non solo dalla regione ma anche dalle strutture territoriali che sono adibite a fornire un servizio coerente e decente a tutti i cittadini. Servizio di Marta Marangon, e quando si parla di lavoro non si può non parlare oggi anche di migranti regolari. Gli stessi imprenditori chiedono che ci siano delle quote di migranti regolari che possano surrogare la mancanza di manodopera italiana. Abbiamo chiesto ai vicentini cosa ne pensano, molti sono preoccupati, temono che i migranti extracomunitari possano penalizzare il lavoro degli italiani. Vediamo. Per chi vuole lavorare qua le porte sono aperte, penso per tutti, ma per chi va via a spacciare o a delinquere... Bisognerebbe come società dare una posizione a queste persone, visto che come aziende abbiamo bisogno di manodopera. Gli facciamo un po' di scuole, gli facciamo un percorso per integrare. Se gli extracomunitari lavorano per 2,5 € all'ora, anche tu italiano devi lavorare per 2,5 € all'ora. E questo non mi va.
perché ne ho sentite tante. Non preoccupare perché qua siamo arrivati a un punto che bisogna che manteniamo tutti qua, non so come che sia questa storia. Sono una risorsa, però qualcuno dice potrebbero anche incidere sul livello salariale attuale, che è già difficile. Ecco, lei teme questo aspetto? Abbiamo anche noi, devo dirlo sinceramente, un certo benessere, quindi è giusto portarlo anche agli altri, però non dobbiamo penalizzare i nostri, insomma. Ecco. Qua se non producono sono un peso, penso, dopo ognuno, però sicuramente incidono anche sulle retribuzioni degli italiani, anche perché loro vengono qua, trovano lavoro e si accontentano di 3 euro all'ora. Inutile farli venire dopo muoverli. Se un migrante è qui regolare può essere una risorsa in tutti gli effetti. Cioè, quelli che non sono una risorsa sicuramente sono tutti quei migranti che sono qua irregolarmente e che portano secondo me solo delinquenza e basta. Sicuramente la cosa ci può spaventare, però non... Cioè, personalmente ben venga, nel senso se non riusciamo a ritrovare risorse all'interno del nostro territorio, ben venga la manodopera da parte di altre nazioni. Una cooperazione tra i nostri lavoratori e i lavoratori stranieri porta anche un arricchimento secondo me anche dal punto di vista culturale, magari anche un'etica del lavoro diversa. Può essere anche una preoccupazione sul discorso salario, perché quando hai parecchia manodopera cosa succede? Che si abbassa anche il salario. Il lavoro nero, c'è un po' un insieme di cose, però ci sono le istituzioni per poter controllare queste situazioni, insomma. A parte condizionare stipendio di italiani, bisogna anche adeguare lo stipendio degli italiani a questo punto, perché sembra tolgono, ma aggiungere gran poco. Opinioni raccolte a Vicenza da Daniele Garbino. Ovviamente la carenza di manodopera e le imprese che sono davvero in difficoltà dipende anche dalla mancanza di un numero adeguato di giovani che possano intraprendere delle attività. C'è il fenomeno della denatalità. Purtroppo pensate che il 31 agosto del 2023 di quest'anno in Veneto chiuderanno 15 scuole paritarie, 12 di queste dell'infanzia, perché le culle sono vuote o quasi. Tenete conto che ad agosto noi chiuderemo 12 scuole dell'infanzia. Anche qui il dato medio è stato di circa 10-12 scuole dell'infanzia chiuse anno su anno in Regione del Veneto. Continua il trend negativo iniziato ormai da qualche tempo con la progressiva chiusura di una decina di scuole dell'infanzia paritaria all'anno. Ad agosto 2023 saranno 15 gli istituti paritari di ogni ordine e grado che termineranno la loro attività in Veneto. Di questi 12 asili, 1 in provincia di Treviso e Rovigo, 7 nel Vicentino. Numeri dietro ai quali ci sono servizi alla comunità che vengono meno e posti di lavoro a rischio. Alla base delle chiusure la mancanza di bambini. Quest'anno le iscrizioni alle scuole materne sono diminuite del 4% rispetto all'anno scorso. Se 15 anni fa erano 1.300 gli istituti paritari associati alla FISM, oggi se ne contano 1.000. Realtà che oltre che con la denatalità devono fare i conti con risorse insufficienti a coprire gli aumenti. In media le scuole del Veneto hanno registrato incrementi del gas del 110% rispetto al 2022 e del 140% per l'energia elettrica. Hanno dovuto aumentare, ahimè, le rette. L'aumento della retta è stata all'incirca tra le 20 e i 40 euro, tra 20 e 40 euro di media al mese. Dalla FISM Veneto un duplice appello ai comuni perché utilizzino in modo corretto i fondi del PNRR e sostengano le piccole realtà, e al governo perché attui il Family Act e la legge 62 del 2000 sulla parità scolastica. Con delle risorse appunto certe, pluriennali e tali per cui diciamo che con 300 milioni di euro in più l'anno noi salviamo tutte le scuole dell'infanzia paritarie d'Italia, tutte. E alla denatalità si potrebbe sopperire con le adozioni, che in Italia però sono difficilissime. Vediamo il caso invece di una coppia di Strana che 25 anni fa in India ha adottato 2 gemelli. Vediamo.
Era il maggio 1998, in un orfanatrofio in India iniziava la nuova vita di Ram e Lax, due gemellini di appena 2 anni, e dei loro genitori Sandra e Mario, arrivati da Istrana per abbracciare i loro bambini. Comincia così la storia della famiglia Miotto, documentata 25 anni fa anche dalle telecamere di Antenna 3 in queste immagini d'archivio. Tutto inizia quando la coppia decide di intraprendere la strada dell'adozione. Il desiderio sarebbe quello di una bambina, ma poi, in pomeriggio, arriva una telefonata dall'altra parte della cornetta, la notizia tanto attesa. Ci sono questi 2 gemellini Di 2 anni? Di 2 anni e io non potevo dire subito di sì, cioè la domanda l'abbiamo fatta in 2, quindi... Quando mi ha detto così ho detto ma gli hai detto di sì subito? No, ma l'abbiamo fatto in 2, cioè abbiamo chiamato subito, ho detto partite con le carte. Dopo poco la coppia parte per l'India, dove per la prima volta Sandra e Mario possono stringere tra le braccia Ram e Lax. Che era una gioia che non vedevamo l'ora. Io avevo già la foto da un po', io me la mettevo nel letto, me li sognavo. E eccoli, io quando li ho visti, non lo so. Piangevano loro, ma piangevo anch'io. 10 giorni in India, poi rientro in Italia, l'accoglienza, l'arrivo all'aeroporto di Venezia con l'applauso di amici e familiari. Per Ram e Lax è l'inizio di una nuova vita, circondati dall'amore dei genitori, dei nonni e dei parenti. 25 anni durante i quali purtroppo non sono mancati momenti difficili, episodi di discriminazione vissuti a scuola e non solo, che mamma Sandra ha però sempre saputo affrontare. Ovviamente noi... diversi magari da loro, ecco, magari anche il colore della pelle, però comunque sì, eravamo piccoli. Ce ne sono stati anche da grande. Cercavo di essere più leggera nelle cose, non trasmettere odio, perché sennò non era più finito. Mamma e papà non hanno mai impedito ai figli, nel caso l'avessero desiderato, di tornare in India per scoprire qualcosa in più del passato, ma per Ram e Lax la famiglia è quella che in questi 25 anni è stata loro accanto. Ci piacerebbe andare a visitare l'India e a vedere com'è, sì, com'è fatta, ecco, però la famiglia ce l'abbiamo qui, i genitori sono loro, i nostri genitori, ci hanno cresciuto come meglio potevano. Se dicono di andare vado anch'io, rifaccio il giro di nuovo. Se volete andare vi paghiamo anche il viaggio, andate pure, è giusto che andate, e sapete che avete due mamme, 2 papà. Infatti ho sempre detto, però... avete 2 mamme, una di pancia e una di cuore. Esatto. C'è sempre una differenza, però c'è il genitore che ti mette al mondo, mamma e papà sono quelli che ti crescono e sono qua. Che bella storia, Ram e Lax e i loro genitori ospiti di Francesca Bozza su Antenna 3. Andiamo adesso a Bassano del Grappa, dove c'è Alex Giuliano, ci racconta gli ultimi sviluppi della annosissima querela su San Lazzaro. A te la linea, Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella sala dove si è da poco conclusa la conferenza dei servizi per discutere del terzo progetto, quello presentato dalla ditta Brunello nell'area San Lazzaro. Sappiamo che per i primi 2, i progetti di AGB e MEB, il comune di Bassano del Grappa e la provincia hanno dato parere sfavorevole, quindi andando a tutelare l'area di San Lazzaro. Ebbene, anche oggi in conformità con quello che insomma si era già delineato nei giorni scorsi, è arrivato il no di provincia e di comune anche per il progetto della ditta Brunello, che però potrà trovare eventualmente spazio in altre aree adibite, idonee della città. Noi siamo qui insieme a una delle residenti di San Lazzaro che possiamo dire è venuta un po' a monitorare un po' la situazione. Sì, diciamo, sono venuta un po' a controllare, a cercare di capire bene, perché effettivamente ormai le cose erano simili alle altre 2 conferenze, però
qualcosa di diverso. Comunque ho sentito, in effetti il Comune ha fatto presente giustamente che ci sarebbero 2 zone in Bassano dove Brunello potrebbe far stare i suoi capannoni, quindi sarebbero sufficienti. Quindi non è necessario che lui faccia questa richiesta particolare, ma potendo, se vuole, può usufruire di queste 2 zone. Quindi questa è una cosa da tener conto. Diciamo che comunque sarebbe sempre cementificazione. Ecco, questa non è mai, è sempre una cementificazione aggiuntiva di quello che già c'è. Però perlomeno saranno zone che il Comune ha trovato idonee e non zone agricole come invece è San Lazzaro. Allora, chiaramente, per riassumere un po' il tutto, si tratta di un altro tassello importante in direzione di salvaguardare, salvare il verde e una delle zone agricole più importanti di Bassano del Grappa. Comunque sia, la strada è ancora lunga da percorrere, ma come abbiamo sottolineato più volte nel corso dei nostri servizi di aggiornamento, è stata intrapresa la strada appunto che porta verso la direzione tanto voluta, tanto sperata dai residenti, dai cittadini e da chi insomma si è schierato a favore del verde contro il cemento. Vogliamo chiudere velocemente come state vivendo questi giorni in cui effettivamente state vedendo concretizzare un po' i vostri sforzi, il vostro impegno. Beh sì, effettivamente ci siamo sentiti un po' sollevati. Abbiamo visto che anche tanti cittadini sono venuti, sono stati contenti e ci hanno ringraziato di tutto quello che siamo riusciti a fare. Abbiamo comunque avvisato che in ogni caso dobbiamo sempre adesso decidere anche per il futuro, perché le cose potranno comunque cambiare, potrebbero venire fuori altre cose, ma nel frattempo siamo contenti. E come dicevamo, una piccola vittoria ma importante, e poi insomma adesso si lavorerà anche per valorizzare tutta l'area di San Lazzaro con progetti educativi, con l'inserimento proprio di San Lazzaro all'interno di un circuito virtuoso che vada a valorizzare ulteriormente il verde, la natura e tutte le possibilità che offre. E da Bassano del Grappa, dalla sala dove si è appena conclusa la terza conferenza dei servizi, è tutto. Grazie molte ad Alex Giuliano della nostra redazione di Bassano del Grappa. Andiamo subito in diretta a Vicenza, dove vedo Daniele Garbin con Giacomo Possamai. Infuria la polemica sulle piste ciclabili in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio. A te la linea, Daniele. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo in compagnia con il candidato sindaco Giacomo Possamai. Buongiorno a tutti. Ecco, siamo qui perché siamo vicini a una pista ciclabile, parliamo di piste ciclabili. Ecco, è un tema caro a Vicenza sulla mobilità, diciamo che sono una quarantina di chilometri realizzati, però sono stati messi in evidenza dei difetti, diciamo grandi famiglie, sarebbero la segnaletica, la sicurezza, l'accessibilità, ecco, lo stato di manutenzione, ecco. Cosa ha bisogno Vicenza per comunque far fronte alla sua idea, ecco, per quanto riguarda la mobilità dolce? Vicenza ha prima di tutto bisogno di collegare le sue piste ciclabili, perché ci sono tanti pezzi di ciclabili ma che non sono collegati tra di loro, e quindi il primo elemento è dare sicurezza a chi percorre in bicicletta la città, collegandoli, e quindi con una pista ciclabile che sia continua e non costantemente interrotta. L'altro grande aspetto è avere ciclabili che colleghino le aree importanti della città. Oggi per esempio non c'è una ciclabile che porta fino in zona industriale, mancano tante ciclabili di collegamento con i comuni contermini. Vicenza è una città che si può girare bene in bicicletta, ma per farlo in sicurezza ci vogliono ciclabili protette. Ecco, è importante perché comunque riguardo alla mobilità del futuro si punta sempre di più su questo aspetto, forse soprattutto in città è quasi essenziale. Una sua visione anche di una Vicenza futura da questo punto di vista è l'estensione. Sì, anche perché Vicenza oggi è una delle città più inquinate d'Europa, purtroppo in tutte le classifiche siamo nei primissimi posti da questo punto di vista, in particolare per le polveri sottili, quindi oltre a un aspetto di mobilità è una necessità dal punto di vista ambientale, quindi servono investimenti forti. Noi abbiamo proposto di fare 40 km di nuove ciclabili nei prossimi anni, appunto calcolando quanto ci vuole per collegare le esistenti e fare quelle che sono necessarie nei punti di interesse della città. Vicenza ha tutto per essere
una città ciclabile perché è una città che si può muovere, in cui ci si può muovere velocemente, quindi servono investimenti e serve attenzione in questo senso. Va bene, allora per il momento la ringraziamo. Grazie a voi, buona giornata ai vostri telespettatori. Ecco, e con questo restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin e a Giacomo Possamai, capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico e candidato sindaco a Vicenza. Avremo qui, vi ricordo, il 9 maggio la sera a Focus tutti i 7 candidati alla poltrona di sindaco del comune di Vicenza, ovviamente i 2 principali sfidanti, il sindaco uscente Francesco Rucco e lo stesso Giacomo Possamai. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ieri la festa del 1° maggio, ovviamente abbiamo dato tanti servizi, vi abbiamo aggiornato su tutto quello che stava accadendo sul territorio. Sharon Di Carlo era andata a sentire i turisti, perché ce ne sono stati tantissimi durante questo ponte, a Bassano del Grappa, proprio sulla festa del lavoro, sul lavoro in generale. Sentiamo. La festa del 1° maggio nasce con l'intento di ricordare l'impegno dei movimenti sindacali e le battaglie dei lavoratori. E noi abbiamo chiesto ai bassanesi quale sia oggi la loro battaglia. E i diritti che dovremmo mantenere di quelli che abbiamo avuto dai nostri genitori. E questa è la battaglia più grande? Eh sì, perché i diritti c'erano, però adesso bisogna cercare di mantenerli. Quali sono le battaglie oggi dei lavoratori? Battaglie, brava, non si lavora. C'è una battaglia tutti i giorni, un po' il tempo, ma la gente non ha soldi. Fine mese, quello che è, ma non hanno soldi. Noi siamo qua, ma sì. Quindi è una battaglia sul campo ogni giorno? Ogni giorno. Arrivare a fine mese. La qualità di vita non si trova con quei lavori che facciamo, con quei soldi che guadagniamo, perciò siamo tipo schiavi. Com'è lavorare all'estero? Lavorare all'estero rispetto all'Italia ha tanti vantaggi, un punto di vista di equilibrio tra lavoro e per l'appunto vita. Quindi qualità di vita, quindi? Qualità di vita molto molto più alta, si lavorano 40 ore a settimana, non si lavora oltre, proprio illegale, ti fanno le multe se paghi, se lavori oltre 40 ore a settimana, quindi è tutto un altro mondo e purtroppo uno dei motivi per cui sono dovuto andarmene dall'Italia. Quali sono oggi gli obiettivi da raggiungere nel mondo del lavoro? Poter dare lavoro a tutti sarebbe l'unico sistema, vero? Però purtroppo le cose invece sono diverse. Amare quel lavoro che si fa, perché altrimenti non va bene, ma per i giovani penso che è un problema. Oggi no, trovare lavoro, devono organizzare dei lavori per tutti questi giovani. Io spero che si possa fare di più, perché vediamo anche qui in giro, ci sono un sacco di cartelli che dicono cercasi lavoratori. Ci sono, ma sono anche pagati male. La battaglia più grande sono i costi, il gasolio e tutto quello che ci va dietro. È diventato pesante come situazione. Purtroppo ci sono troppe spese e poco guadagno. Tante le difficoltà economiche, come risultava anche da questa Vox Populi di Sharon Di Carlo, e tra queste ci sono anche i costi astronomici ormai delle case di riposo, per cui tutte le persone che hanno anziani da curare hanno grossi problemi, e si propone al posto delle case di riposo una maggiore assistenza domiciliare per autosufficienti. Vediamo il servizio. Noi 10 anni fa siamo stati i primi a pretendere che le istituzioni scrivessero nelle leggi che nelle strutture per anziani devono entrare gli anziani non assistibili a domicilio. Quindi siamo i primi che chiediamo che l'anziano, finché può, rimanga a casa. E quindi ben vengano tutte quelle politiche, quelle forme di finanziamento, qualunque cosa che possa permettere all'anziano di rimanere a casa il più possibile fino all'ultimo giorno. Liste di attesa chilometriche, carenza di infermieri, i costi delle rette saliti alle stelle sono solo alcuni degli elementi che riportano la questione dell'assistenza agli anziani in primo piano. Scegliere per le persone autosufficienze un'assistenza domiciliare potrebbe rivelarsi una scelta ottimale con un minimo di accortezze. E adattando i bagni,
e adattando qualche locale. Guardi, noi qualche volta quando vengono anche i familiari degli anziani che magari hanno il primo approccio a conoscere, diamo anche noi dei consigli come strutture, diciamo togliete i tappeti, togliete le cose in cui l'anziano può inciampare, perché è l'atto avverso che spesso causa una condizione di non autosufficienza. Iniziare un rapporto graduale prima di un eventuale ingresso in una casa di riposo potrebbe essere l'inizio di un percorso meno traumatico. Noi lo diciamo da anni, ci piacerebbe anche come strutture andare a casa di questi anziani. Voi immaginatevi l'approccio con una struttura, con persone nuove che non hai mai visto, rispetto all'approccio con una struttura che magari conosci perché il suo personale, vuoi la stessa divisa, lo stesso modo di fare, l'hai avuto nel corso dell'evoluzione della tua vita. Sono ragionamenti troppo semplici per un sistema di politica troppo complesso. La politica nazionale latita sul versante normativo, ma sono gli amministratori locali che potrebbero spingere le azioni di governo. Oggi noi dobbiamo proprio ripartire dai sindaci, perché quell'altro tipo di politica è lontana. I nostri anziani sono i loro cittadini, quindi io credo che oggi devono essere veramente i sindaci che devono avere, vorrei dire si dovrebbero ribellare a questa situazione, perché diventerà un problema anche per loro. Vediamo un titolo del Fatto Quotidiano che ci riguarda da vicino. Stalking a mezzo stampa, l'inedita contestazione della Procura di Vicenza all'editore di servizi televisivi già giudicati non diffamatori. È un pezzo, un'analisi in punta di penna di Giuseppe Pietrobelli che parla di questa inedita accusa, il stalking a mezzo stampa. È la prima volta che se ne sente parlare, accusa rivolta al nostro editore Giovanni, al nostro azionista di maggioranza Giovanni Yannakopoulos, che porta veramente ad una situazione molto, molto seria l'informazione e la stampa, perché a questo punto, se non si possono più rivolgere critiche attraverso servizi televisivi o attraverso i giornali, ci troveremmo in una Repubblica delle banane dove c'è la censura sul diritto di informazione e di cronaca. Ovviamente ne parleremo ancora. 30 anni fa a Roma accadeva il gesto più eclatante, e qui sì che siamo alla mala giustizia, che decretava la fine della Prima Repubblica, al malaffare più che mala giustizia. Davanti all'Hotel Rafael venivano lanciate le monetine che hanno cambiato anche la storia del Nord-Est, ovviamente monetine lanciate a Bettino Craxi. Vediamo. Da un casualità ero per sindacato, stavo andando verso l'albergo, a un certo punto ho visto dall'albergo Rafael che usciva una macchina e c'erano delle persone che stavano assalivano appunto la vettura di Craxi e niente, e poi lì la polizia è arrivata e ci ha fatto sgombrare. È uno dei testimoni oculari di uno degli atti simbolo della fine della Prima Repubblica. 30 aprile 1993, 30 anni fa Bettino Craxi, ex presidente del Consiglio, leader del Partito Socialista Italiano, uno degli uomini più potenti del tempo, viene letteralmente assalito da una folla inferocita trattenuta a stento dalle forze dell'ordine. Alla sua uscita la gente inizia a lanciare di tutto, monetine, sassi, pezzi di ferro. Il trevigiano Siro Zanella, al tempo parlamentare, ricorda così come Craxi descrisse quell'episodio. Lui disse: è la prima volta che provo sulla mia pelle lo squadrismo, e questo è stato un segno della sua sofferenza in quel momento. Dietro c'era la vicenda di Mani Pulite che scoperchiava la corruzione della politica. Una prassi, quella del 3% su tutti gli affari con lo Stato, comune a tutti i partiti, come sottolineò Craxi nello storico discorso in aula del 3 luglio 1992. Eppure le monetine vennero indirizzate solo a lui e molti da allora pensano che dietro a tutto ciò ci sia stata la mano della CIA. Ma secondo lei era organizzato o è stata una cosa spontanea? No, secondo me è una cosa organizzata, non poteva essere una cosa spontanea. Sapevano già che Craxi usciva a quell'ora e si erano appostati lì, hanno fatto di tutto per assalirlo. Quelle monetine sono state il pagamento per Sigonella? Ma secondo me sì, in parte. Era un uomo che aveva disturbato troppo gli equilibri e quindi ha pagato questa sua voglia di rinnovare, di innovare, di fare qualcosa di diverso e soprattutto di rendere l'Italia un paese libero. Da quel momento con l'Italia è cambiato anche il Veneto, anche se per Zanella di poco. E il Veneto quanto è cambiato dopo quelle monetine?
Beh, anche il Veneto è cambiato, anche se devo dire che l'elettorato popolare si è spostato di poco, dalla DC è andato sulla Lega e quindi non è cambiato moltissimo. Però anche in Veneto la sinistra è praticamente, non dico scomparsa, ma fiacca, debole. Zaia sarebbe più socialista o democristiano? Zaia, difficile catalogarlo, soprattutto adesso. Forse nel passato era più semplice, ma non dico come. Servizio di Lucio Zanato, tantissimi turisti a Venezia per il ponte del 1° maggio, ma ci sono altre presenze di cui riferiamo in questo servizio. Vediamo. Questa scena si ripete con cadenza regolare quasi tutti i giorni. Con il ritorno dei turisti sono tornate anche loro, le anatre. Venezia, zona Tre Ponti. Lui, Roberto, noto fiorista della città, dà loro udienza oramai da tempo. Amorevolmente le accudisce e si prende cura di loro, al pari dei suoi coloratissimi fiori, dando acqua e cibo. E le peperelle di rimando sono così abituate a lui che mangiano addirittura senza paura direttamente dalle sue mani. E quando Roberto si distrae e non dà loro retta, anche per via dei clienti, le piccole anatre impertinenti e fiere sfacciatamente entrano dentro il negozio, reclamando con impazienza i diritti oramai acquisiti. Non sono capace di farne a meno. Guarda che belle che sono. Ma sono più educate le paperelle o i turisti? Ma penso le paperelle. Secondo me sono più delicate loro e anche sono molto più intelligenti. Ironia a parte, vero è che i veneziani le considerano parte integrante della città con la sua laguna, patrimonio UNESCO, e qui a Venezia residenti e artigiani fanno a gara per prendersene cura. Addirittura mangiano dalle tue mani? Sì, ormai si sono affezionate. Loro vengono sempre qua perché ormai sanno che hanno acqua, che hanno pane, che hanno tutto. Nei macro obiettivi della transizione ecologica, con i suoi 17 punti dell'Agenda 2030 dell'ONU, forse Roberto non lo sa, ma rientra anche il suo micromondo, una linea d'azione che riguarda e coinvolge tutti i componenti della società, che mai più di ora ha bisogno di essere nutrita di grande amore, dolcezza e sensibilità. Servizio di Anna Maria Parisi, chiudiamo qui questa edizione di Focus TG, ci rivediamo domani a mezzogiorno, stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata.